Veneto non solo mare e sole, qui c'è tutto: lago, montagna, altipiano, città d'arte, unicità riconosciute in tutto il mondo, dai tesori di Venezia a Cortina, la perla delle Dolomiti, fino alla flora e alla fauna del Polesine, la Camargue italiana. Il Veneto è il paradiso del turismo e non può essere che da qui che viene lanciata l'istanza più forte per la ripartenza post-Covid. Il presidente Luca Zaia ha ricevuto il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Vi ricordo che siamo la prima regione turistica d'Italia, 72 milioni di presenze turistiche, quasi il 67% dei turisti veneti sono stranieri e la nostra industria, quella turistica, vale 18 miliardi di fatturato. Fondamentale investire sul turismo, non solo italiano ma anche straniero. È però necessario che tutta l'economia torni a correre. Ministro, qui l'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, abbiamo 600.000 partite IVA e un PIL di 170 milioni di euro. Siamo entrati in Covid come la regione con minore disoccupazione, 6,6, ne usciamo con le ossa rotte, avevamo 55-60 mila posti di lavoro persi, dei quali almeno 35.000 del mondo del turismo. Però noi non siamo abituati a guardare indietro, guardiamo sempre avanti. Il ministro prende nota. Massimo Garavaglia torna a Roma con una missione: dare una risposta forte alle richieste del Veneto, la regione turistica più importante d'Italia. Un incontro molto operativo come sono i veneti, operativo e concreto. Sono state fatte delle proposte e anche dei suggerimenti ottimi che porteremo avanti. Per esempio abbiamo già messo la decontribuzione per chi fa rientrare dalla cassa integrazione, ci è stato chiesto di estenderlo anche ai lavoratori stagionali. Ci sembra un'ottima idea perché è un'altra cosa che abbiamo capito, che adesso c'è un problema di reperire forza lavoro.